tutti voi. Oggi è un giorno che ricorderete e che rimarrà nella storia. È il primo giorno dove i veneti uniti tutti insieme con il loro presidente della regione Veneto, l'ultima volta che sarà regione, prossimo Stato indipendente e sovrano, va in piazza con un'unica, grandissima, gloriosa, mitica bandiera. Alzatela e fatela carrire, fatela girare. Allora, un giorno un popolo che si sentiva oppresso si rivolse al suo re Giorgio III e gli disse queste parole: quando nel corso della storia è giunto il momento in cui un popolo deve separare la sua sorte da un altro popolo, bisogna dire, annunciare e spiegare al mondo intero quali sono le ragioni di questa azione dell'indipendenza. Da quell'esperienza, da quella dichiarazione, il 4 luglio 1776 è nata la più grande potenza al mondo, gli Stati Uniti d'America. La libertà si conquista con un atto unilaterale di indipendenza. Indipendenza! 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 È straordinario vedere migliaia e migliaia di persone, ripeto, per la prima volta con la nostra bandiera, la bandiera del Veneto. È il segno che l'unità fa cambiare il passo alla storia. Ormai lo diciamo con dispiacere, ma lo diciamo con realismo: la storia italiana in Veneto è finita! Lo slogan è o morte italiana o indipendenza veneta. Noi vogliamo l'indipendenza. Indipendenza, 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 indipendenza. Allora, siccome sono molti gli oratori dopo di me, io voglio essere breve, ma non posso non dirvi col cuore che mi palpita, con la fatica di ogni giorno dove vi incontro, da Peschiera del Garda a Caorle, dal Bellunese alla provincia di Rovigo, il nostro amato Veneto, da 20 anni, e voi lo sapete, inseguo questo giorno, ho le lacrime agli occhi dall'emozione, la gioia al cuore che straripa. Finalmente abbiamo imboccato unitariamente la strada che attraverso lo strumento di un diritto sovranazionale che nulla ha a che fare con la Costituzione italiana, che noi rispettiamo come Costituzione di uno Stato estero. La rispettiamo come rispettiamo la bandiera italiana, ma quella bandiera, questo Stato ormai fallito, non ci appartiene più. Ormai abbiamo l'indipendenza sotto mano, ormai dobbiamo conquistare in modo democratico, in modo pacifico, col consenso dei veneti, quello che è un obiettivo possibile. Mi faceva notare prima Luca Zaia, ha detto: hai visto, siamo in migliaia e migliaia e ci sono solo 2 poliziotti per aprire la strada. Questo è il senso della compostezza dei veneti, della capacità di cambiare rotta, perché ricordatevelo, l'indipendenza non è e non può essere mai un fatto di ordine pubblico, l'indipendenza è un fatto di democrazia e di libertà. Guai se trascende, guai se ce la fanno passare come ordine pubblico. La nostra forza sta nella nostra tradizione di un popolo pacifico, ma non di popolo idiota
non di popolo che accetta la prevaricazione. Noi siamo per la libertà, abbiamo un valore che l'Italia non può mai sopprimere, che è quello della nostra identità e della nostra dignità. Questa è la nostra forza, e quindi vi lascio perché altrimenti il cuore mi pervade e non vorrei mai lasciarvi, ma vi bacio tutti quanti, vi abbraccio, aiutateci a raggiungere l'indipendenza, la strada è tracciata, l'obiettivo è davanti a noi. Non permettiamo a nessuno di intralciare questo percorso. La forza è data dalla nostra coesione, la forza è data dalla chiarezza dell'obiettivo, un obiettivo alto, un obiettivo che un alto prelato ha detto: capisco che avete la purezza dell'ideale. Dobbiamo coinvolgere anche la Chiesa con noi, dobbiamo coinvolgere le istituzioni, perché le istituzioni laiche saranno per noi una ragione di garanzia, come saranno di garanzia per il pensiero spirituale che al proprio interno ognuno vuol portare. Io vi ringrazio ancora, vi dico nel nome di San Marco: indipendenza, 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 indipendenza. Ciao Bassano, ciao a tutti, grazie. Allora, avete ascoltato le ragioni del cuore. Adesso due parole, perché i tempi sono ristretti e credo che qui chi ha più di tutti diritto di parlare sia il Presidente della Regione Veneto. Ma prima gli vorrei porre qualche domanda. Oggi questa è una manifestazione che non è organizzata da una forza politica. Io parlo anche a nome di altri per quello che è un comitato, il Veneto Decida, che ha organizzato questa manifestazione per chiamare tutti i veneti a sensibilizzare il Consiglio regionale, Luca Zaia in primis, affinché il Veneto possa decidere. Un comitato che per la prima volta da quando sono iniziate le istanze autonomiste, dalla prima volta in cui hanno cominciato a sventolare di nuovo le bandiere di San Marco, ha radunato attorno a questo palco, attorno a questa manifestazione, tutti i movimenti, tutte le associazioni anche culturali che si richiamano all'ideale dell'indipendenza. Per chiedere che cosa? Per chiedere un referendum. Quello che chiediamo è una accelerazione immediata, Luca, è un'accelerazione immediata di quello che deve essere il percorso politico pacifico e legale, che attraverso il voto referendario ci deve portare ad esprimere il sì o no al seguente quesito: vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Questo è il quesito che poniamo con questa manifestazione a Luca Zaia, al Presidente. Quali sono i tempi? Noi ti chiediamo di accelerare, vi chiediamo a te come Presidente del Consiglio regionale, della Giunta regionale, come rappresentante, come Presidente di tutti i Veneti, chiediamo di accelerare questo percorso. È il motivo per cui è nata Indipendenza Veneta, che io rappresento, il motivo per cui sono nati altri movimenti politici, quello di ottenere attraverso il voto democratico la massima espressione della volontà dei veneti. Allora, nel momento in cui adesso sentiremo direttamente dalle istituzioni, perché qui c'è Luca Zaia che prenderà la parola, ma c'è Mara Bizzotto, europarlamentare, ho visto prima Massimo Bitonci, ho visto Murara, eccolo qui, il Presidente della provincia di Treviso, ho visto i rappresentanti di tante altre istituzioni, sindaci, assessori, consiglieri. Chiediamo tutti insieme di sapere qual è il percorso veloce che ci deve portare al referendum, perché, e chiudo, ad un certo punto io credo che piuttosto che vivacchiare preferisco andare a combattere, e allora chiediamo di non vivacchiare ma di combattere. Luca, a te la parola. Grazie. Doge molla Leon. Hai perso. Beh, intanto gli applausi facciamoli per chi che organizza, ma in particolar modo per i giovani e sti gruppi.
Allora, siccome l'indipendenza è anche una roba seria, vi farei una proposta. Sbassei bandiere guardiamo i suoi bai di oggi. No, nel senso che c'è gente da Drio, che non vede, è giusto che abbia modo di vedermi. Grande! Scusa. Allora, Giù i cartelli, che se ne ok, bomba. innanzitutto è bene ricordare, e lo dico a tutti, che il progetto di indipendenza lo seguimmo da mesi in regione. Ogni tanto che ne è qualcuno che mi ferma, mi tira la giacca e mi dice ma perché non ti fai l'indipendenza? Quante volte sei che vi dico questa frase? Ma perché non va avanti niente? Beh, la verità è che assemblee come queste e deve anche servire a chiarire le cose. Quando che sei qualcuno contro l'indipendenza, un governatore come me che affronta tutti i giorni, come molti veneti, il problema della disoccupazione, il problema della crisi economica, 170.000 disoccupati. Prima un giornalista mi chiedeva ma qual è il senso di essere qua stamattina, oggi? È quello di dare ascolto ai veneti che soffrono, questo è il senso. Ma anche quello di capire fino in fondo che l'indipendenza è una grande opportunità ed è anche la volontà, lo diciamo visto che stanno filmando parola per parola, di dire che se non fossimo qua, ve lo dico un po' in italiano se non mi capisse a Roma, giusto? Ricordate a Roma che in Veneto 7 persone su 10 parlano e pensano in Veneto. Vi dicevo, Luca! un attimo, vi dicevo quindi l'opportunità di essere qua oggi, l'opportunità di ascoltare un'istanza, ma anche l'opportunità di fare chiarezza. Percorso dell'indipendenza è un percorso serio, legale, compatibile con il diritto internazionale, fin là non ci piove. Grande. Penso che sia dimostrato che la vicenda della Cecoslovacchia, del Kosovo, Grande. di quello che sta accadendo in Scozia, di quello che sta per accadere in Catalogna vada in questa direzione, però indipendenza vuol dire anche serietà. Se oggi noi siamo qui, se oggi dei veneti sono qui, la prima cosa che debbono fare è comunque aver rispetto per chi non c'è qui, perché i veneti sono dei galantuomini. Bravo. Noi non andiamo nelle città a devastare le città Bravo. per le manifestazioni. E allora tengo a dire, e lo voglio dire fino in fondo, il percorso si fa, è la volontà di portarlo avanti. Tutti dicono quando si farà? Beh, si fa, che abbiamo già tentato di portarlo una volta, forse qualcuno non se n'è accorto, ma è venuto in Consiglio regionale il nostro progetto di legge. Dico nostro perché l'abbiamo firmato, perché ci sono dei consigli regionali che comunque hanno messo la loro firma. Non voglio sentire veneti che vanno a dire in giro che l'indipendenza non la si fa perché non la vuole Zaia o perché non la vuole qualcun altro. E l'indipendenza non è di un partito, avete capito? L'indipendenza è di tutti. Allora, siccome i gesuiti dicono che piuttosto che rassicurare i fedeli è meglio evangelizzare gli infedeli, cominciamo con avere rispetto per chi non la pensa come noi. Bravo, bravo. Perché per l'indipendenza, io che ho sostenuto e sostengo il referendum, e vi ricordo che sono l'unico governatore che nei festeggiamenti di 150 anni d'Italia, l'unico governatore in Italia che non ha fatto i festeggiamenti. L'indipendenza, se tanto diciamo che è democrazia, lo è al punto tale che comunque deve avere la metà più uno dei veneti che vota sì. Certo. Allora non si costruisce un percorso pensando che gli altri non hanno capito nulla. Mettetelo in testa questo, perché siamo andati in Consiglio regionale e alla fine i voti sono mancati. E allora il problema non è rincorrere chi non ha votato per dirgli su di tutto, ma il problema è cercare di ampliare questo consenso, perché io penso
che se noi avessimo avuto le risposte che dovevamo avere dal 1948 in poi, la Costituzione repubblicana è stata scritta da gente che era autenticamente federalista. Einaudi nel 1948, sembra strano parlare di Einaudi qui, no? Ve lo dico io, Einaudi nel 1948 diceva: ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Allora il problema qual è? Il problema è che qua noi nega ascoltare, il problema è che qua la gente si impicca nelle aziende. Il problema è Roma! Il problema è che qua abbiamo 170.000 disoccupati, il problema è che abbiamo il 65,5% di pressione fiscale. Questa mattina un gelatiere, sono andato alla mostra di Longarone, mi ha detto: guarda qua le denunce dei redditi, sono un residente in Germania, 110.000 euro, ho pagato 22.000 euro di tasse. Un altro mondo, questa è la verità. Le nostre imprese sono dei pionieri, degli eroi, i nostri imprenditori. I nostri lavoratori vivono con stipendi da fame perché dobbiamo pagare per gli sprechi degli altri. Allora noi siamo qua per legittima difesa. Questo ha detto quel giornalista prima, siamo qui per legittima difesa. Tutti noi avremmo qualcosa di meglio da fare oggi, no? Fino a prova contraria. Quindi ci siamo andati una volta in Consiglio regionale, scrivevo che ve l'ho detto oggi, ci siamo andati una volta e non è passato. È il motivo che noi ho a votare, è il motivo se mio ho votare. Ragazzi, la democrazia purtroppo prevede questo, se non vi piace. Allora torniamo in Consiglio regionale, stiamo spingendo e posso garantirvi che ci sono un sacco di consiglieri che condividono questa strategia, e diciamo anche che è talmente democratico e responsabile questo provvedimento di indipendenza del Veneto che chiamerà tutti i veneti, i 4.800.000, o meglio i 2 milioni e rotti che hanno diritto di votare, di andare a un referendum ufficiale, li chiamerà a esprimersi per il sì o per il no. Però non accarezziamo l'idea che comunque tutti la pensano come noi, perché partiamo perdenti. Questa deve essere una rivoluzione moderna. Io, se volete che vi dica la mia idea, la indipendenza che penso io non è quella della Marcord, è quella della modernità, è quella di viverla come i catalani. Io ho iniziato a 18 anni ad andare in Catalogna, e in Catalogna vorrei ricordarvi che Pujol già ha governato 25 anni, Jordi Pujol, oggi c'è Artur Mas. In Catalogna si governa con un governo che ha il 54%, che ha saputo intelligentemente mettere assieme le forze politiche da destra a sinistra su un progetto di indipendenza, e ancora oggi la Catalogna non ha referendum. Ha annunciato che lo farà, speriamo che lo facciano perché per noi è un grande apripista, ma la volontà veramente di dire le cose come stanno. Quindi andate a casa con la tranquillità che il vostro governatore la pensa assolutamente come voi. Abbiamo la volontà di riportare il provvedimento, e non è facile perché sennò l'avremmo portato dopo 24 ore, ma anche la volontà di dirvi che questo percorso è un percorso sicuramente impervio, è un discorso che comunque dovremmo affrontare, ed è anche la volontà di parlare a quei veneti che non sanno ancora che noi paghiamo 21 miliardi di tasse all'anno e queste tasse se ne vanno tutte sprecate. È il fatto di dire che, io lo dico sempre, no? Il pasto in ospedale che costa 6,5 euro contro i 60-80 euro di qualche regione del sud. Vi sembra una roba normale? Vi sembra normale che in Veneto ci siano 400 forestali e in Sicilia 22.000 forestali? Mi ha detto chiudi, questo vuol dire che non mi rompete più le balle se non avete capito. Grazie, buonasera a tutti.